Sarà un gruppo di rocciatori della ditta Alta Quota di Marsala che si occuperà della messa in sicurezza del Palazzo Liberty del Viale della Vittoria d'Agrigento, segnato da due crolli, uno il 18 e poi il 30 settembre. Le operazioni partiranno entro un paio di giorni nella zona oggi interdetta per installare il cantiere. Si spera che i lavori di messa in sicurezza possano terminare in una ventina di giorni. Il via libera è arrivato ieri pomeriggio nel corso di un vertice al quale era presente il consulente tecnico della Procura, l'architetto Pietro Tabuso. Gli interventi saranno realizzati dall'alto con l'utilizzo di una grossa gru. Saranno prima disgaggiate le parti pericolanti e poi lo smontaggio del tetto e il posizionamento di un telone che coprirà tutto l'edificio. È nell'attesa che si completino queste opere necessarie a scongiurare un terzo crollo, gli sfollati restano esodati. Se prima i residenti accompagnati dai vigili del fuoco avevano facoltà di poter passare dalle proprie abitazioni per prendere il necessario, dal 30 settembre, a seguito del secondo crollo, la zona è stata dichiarata off limits. Come resta completamente chiuso anche al passaggio pedonale il Viale della Vittoria. La richiesta che agevoli i commercianti e gli studenti che vanno a scuola è di riaprire almeno la parte del passaggio del marciapiede sud, molto distante dal palazzo dove è crollato il cornicione.